sono Ilaria Zorzi, sono un medico, sono responsabile dell'ufficio Procurement, che è questo ufficio dove lavorano oltre a me altre 4 colleghe, e ci occupiamo principalmente di ricevere le segnalazioni dai coordinamenti ospedalieri e dai reparti di degenza quando ci sono delle proposte di donazione che vengono accettate dai familiari. Quello che ci aiuta ad affrontare tutti i giorni il contatto con storie che a volte sono abbastanza pesanti è la consapevolezza che c'è un dopo. Quello che facciamo noi è orientato a preservare il valore della donazione, ma anche a dare una speranza a chi riceverà questo dono, quindi facciamo un pochino da ponte tra chi se n'è andato e chi invece riceverà il suo dono, ed è, penso, il surplus, la parte più preziosa che ci rimane nell'affrontare certe storie. Direi che la cosa che accomuna tutte queste storie di donazione è sicuramente il fattore umano, la componente che è il valore più grosso, che è il surplus della donazione, è proprio questa. Vedere dove nascono le donazioni in situazioni di dolore, di disperazione, vedere che ci sono famiglie che pur travolte dalla situazione hanno il tempo di fermarsi e di dire sì, facciamo questa cosa perché la persona che io amavo e che ho perso avrebbe voluto che si facesse così, o ha lasciato scritto, desidera, mi ha fatto sapere che questa era la sua volontà. I coordinamenti e gli operatori dei reparti ospedalieri per primi approcciano le famiglie che hanno subito il lutto, per primi cominciano a fare la proposta di donazione e a raccogliere una prima anamnesi del paziente potenziale donatore. In un secondo momento coordiniamo sempre da qui i medici incaricati del prelievo che collaborano con noi, sono 16 medici in turno tutti i giorni, in 2 o in 3, che si recano in completa autonomia nell'ospedale da cui proviene la segnalazione in tutto il Veneto e in tutto il Friuli Venezia Giulia per il prelievo dei tessuti oculari. La seconda parte del nostro lavoro si svolge una volta che i tessuti sono arrivati in fondazione e riguarda la selezione del donatore, ossia l'approfondimento, la lettura, la revisione delle cartelle, delle storie cliniche dei donatori, in maniera da assicurarci che non ci sia il rischio di trasmettere con il trapianto di cornea delle patologie del donatore al ricevente. Per dare qualche numero, l'anno scorso abbiamo revisionato un numero molto vicino alle 2000 cartelle cliniche. Se non si ama fortemente la vita, se non si è empatici col prossimo, è un lavoro secondo me impossibile da portare avanti, impossibile da fare, perché non si riuscirebbe a vedere quel po' di vita che viene strappata alla morte.